Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea. 17 marzo, domenica, che barba, bagnare, il sole è tiepido, la giornata è bella, sono tutti in fila a fare benzina al centro commerciale perché costa meno. Uscite a Cecina Nord, non bloccate la variante Roma-Rosignano, potete anche andare qua vicino, spendete 6 centesimi in più, almeno non state in fila. Buongiorno. E andiamo a bagnare in questa domenica che è come sempre ricca di spunti, perché andiamo a cercarli chiaramente all'interno del mainstream. E Dawn of Glory è il sempre Goodfellas Aftershave by Alessio, un regalo che mi arriva sempre dalle Isole Eolie. Andiamo sempre molto liquido, andiamo a preparare e andiamo ad affrontare una domenica in barba a quello che accade, in barba a quello che ci vogliono far credere, in barba a tutte le tensioni che stanno ancora avvelenando lo scenario internazionale. L'ultima non l'ho indicata negli highlights, neanche nella parte estra, ma potrei scriverla nel terzo punto. Putin ha schierato sul confine con la Finlandia appena entrata nella NATO delle truppe, quindi insomma sta puntando al quinto mandato, elezioni farsa, unico candidato, avete visto, lancio di bombe Molotov presso i seggi in Russia, inchiostro versato dentro un'urna elettorale, chiaramente tutti arrestati dalla polizia russa. Chiaramente il mondo in questo modo non vive sicuramente bene. Se vogliamo continuare a parlare, prima di cominciare a capire come raderci, anche gli Houthi nell'Oceano Indiano si sono messi a sparacchiare, anche 2 navi, un israeliano e un americano attaccate. Non mi sono messo niente in testa, sono combinato per come mi trovate, spero bene, e soprattutto spero bene voi, che sarete sicuramente affaccendati a leggere in un menù cosa mangiare oggi a pranzo, che sia un ristorante al mare, in montagna, in collina, ma certamente la fregola da fine settimana scatta quando le giornate sono belle. Così mi dicono che sul litorale livornese, la Calafuria, già file di macchine per scendere agli scogli e andare a prendere il sole, come diceva, come si chiamava il fidanzato di Ambra Angiolini, allenatore della Juventus, avete capito di chi parlo, allenatore livornese. Andremo a raderci con Almond Cream Wet Shaving Tobbs Tailor of Old Bond Street, un grande classico, un profumo di coccoina. Eccolo qua, un semimorbido, anzi un decisamente morbido. Visto che è un decisamente morbido, senza ombra di dubbio andremo ad adoperare. Non mi sono messo lo specchio per vedere cosa mi accade, se mi date il tempo lo piazzo, perché non vorrei mai, vabbè che sono ormai abituato come a Nai a farmi la barba al buio. Sapete che la barba si fa anche senza doversi guardare, si deve essere capace di farla a occhi chiusi. Quindi nella ciotolina abbiamo un Omega 100% tasso inzuppato, eccolo qua, sempre un gran bel vedere, un gran bel pennello, un colore che, assumendo una percentuale d'acqua non così ampia, è meglio lasciarlo un pochino intriso. E andiamo a prelevare dalla nostra ciotola di Tobbs Tailor of Old Bond Street Almond una percentuale, una porzione, come amo dire, di crema, che potrebbe essere questa, senza badare a spese come bisogna fare in tempi in cui è meglio godersi la vita. Quindi insomma non risparmiamo, riempiamoci le mani di crema, riempiamo questo ciuffo, andiamo a montare. Mentre oggi abbiamo una radio che non è propriamente, non ho bagnato, scusate ma do un po' d'acqua al viso, dopo che il prebarba ci ha predisposti. Non so oggi l'esposizione come andrà, speriamo in bene. Cerco di miscelare la luce naturale con quella artificiale che proviene dal nostro Small Rig illuminatore. Mentre mi oriento allo specchio abbiamo subito una parvenza iniziale di avere messo un po' troppa crema nel ciuffo, ma abbiamo detto bello è proprio quello. Mentre dicevamo non c'è una radio minore, ma c'è Rai GR Parlamento che sta trasmettendo un convegno, credo, sull'istruzione, e sono news, sono cronache dalla Camera, dal Senato, ma non solo. Ecco, questa non è come Radio Radicale, la radio delle istituzioni che parla del palazzo, ma dentro dal palazzo e fuori dal palazzo. È una radio che mescola anche, miscela, blenda anche della musica. Stamattina, appena l'ho accesa per sceglierla come radio della nostra, di accompagnamento alla nostra radatura, c'era un bel pezzo di Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side, sapete quello che fa tin
si andava avanti così, 15 minuti di questi gorgheggi davanti allo specchio mentre ci si rade. Non sta montando a neve il nostro Tops, ma sicuramente sta già facendo il suo lavoro. Ho sovradosato, sento delle zaffate ammorbidenti ottime di questa crema, sempre un grande classico, ricevuto, se non ricordo male, sempre dall'amico Marco di Roma, che saluto. Quindi saluto Matteo Preda, Luigi del 13, Mirko Falà, saluto Davide, Fabrizio, saluto Luca da Bruxelles. Oggi parleremo nei vari live di questo scandalo vergognoso del food for profit. Partiamo da lì, volete sapere cos'è? Insomma, 387 miliardi della PAC che anziché aiutare l'ambiente favoriscono gli allevamenti intensivi, tra cui per riuscire a acchiappare e fare lavorare sempre di più la produttività degli allevamenti, hanno anche pensato di infilare dei tubi nel sedere delle vacche e ricavare dai loro escrementi dei mangimi, quindi si mangiano le loro cose, delle cose vergognose. Andate a vederlo, è stato proiettato al Parlamento europeo questo food for profit, e anche dopo che è stato visionato è stato poi pedinato in uno dei più grandi commì europei ed esperti dell'agricoltura, Paolo De Castro, nostro ex ministro dell'agricoltura nei governi passati. Mi viene in mente forse il 2000, perché mi ricordo che parlò in una masseria di Galatone dove passai alcuni giorni di vacanza quando ero bambino all'inizio di questo secolo. Quindi andate a rivedere anche altri politici spagnoli che dopo aver visionato questo scandalo, dove chiaramente girano un sacco di interessi, hanno negato vergognosamente di essere stati loro a decidere queste cose. Quindi questo importo di 387 miliardi in 7 anni, va detto, sono quasi un terzo del bilancio dell'Unione Europea. Poi voi immaginate che interessi mostruosi, mentre noi cerchiamo, senza fare greenwashing, di rispettare il nostro pianeta, questi signori favoriscono delle mostruosità negli allevamenti europei. Andate a vedere chiaramente, in mezzo ci sono degli interessi molto poco chiari, molto opachi, hanno la faccia come il culo, si può dire questo? Io penso proprio di sì. E mentre andiamo avanti io direi che a questo punto abbiamo abbondantemente preparato la rasatura che andremo a operare con un grande classico rasoio lecchese, rasoio italiano, e abbiamo il Fatib Gentile. Ve lo faccio vedere, visto, stravisto e rivisto. Eccolo qua, scusate i rumori molesti, eccolo qua, il classico dorico molto accentuato, doppio anello con ghiera a chiusura, spero che sia bene a fuoco, dentoni prominenti, li vedete affiorare dalla curvatura del portalama. Andiamo ad aprirlo, pettine, scusate, la rasatura, l'apertura la vedremo dopo. E l'apertura sarà da valutare con una lama. E che lama sarà? L'abbiamo già fatto, niente di nuovo, con altro poco di meno che Fatip. Eccolo qua, sempre Fatip su Fatip. Andiamo ad accordare un rasoio con le sue lame proprietarie, fabbricate in Italia. Si chiama Morocutti Giovanni, l'importatore e distributore, morocutti.it. andate a vedere cosa fa questo signore, io non l'avevo mai sentito. Probabilmente importa bellezza per le nostre rasature, per i nostri visi, che la domenica devono essere pronti ad affrontare che cosa? Cosa affronterete voi del pomeriggio, quando pieni come delle uova, dopo il secondo amaro del capo, la prova della cola? Scusate il silenzio Radio Parlamento, perché devo sentire la cola. È uno strappo de cola, sì, qua c'è qualcosa, ma una doppia busta. Eccolo qua, questo è quanto non si ferma qui, e la cola dovrebbe essere qui, ma non ce ne sarà, perché normalmente la seconda busta non ha cola. In effetti il silenzio della velina ci accompagna mentre vi faccio vedere le rarissime iscrizioni quasi invedibili con scritto Made in EU, perché esiste ancora l'Unione Europea, esiste almeno quantomeno serigrafata sulle lamette per farsi la barba, perché per il resto, mentre andiamo a separare i due pezzi del rasoio, guardate il terzo dente prominente, guardate come svetta quello filettato, gli altri due sono di accompagnamento e di fissaggio. Andiamo a posare la lama, andiamo a chiudere e andiamo a fissare, approfittando della ghiera ponderosa. Non vi ho fatto notare, ma c'è questa classica rastrematura, che è questa, che vedete qua sotto, dove si stringe il fusto verso, e adesso vi faccio vedere l'apertura per gli appassionati, perché è un rasoio per tutti. Si può cominciare facendo attenzione, perché lascia delle striature, questo pettine
a me lascia delle rigature che vado subito a dimostrarvi, perché essendo incapace di radermi, intento Radio Gira, il Parlamento non può essere silenziata, perché siamo in un paese dove noi facciamo parlare l'opinione pubblica e la radio, non siamo come l'Università Federico II di Napoli, dove hanno bloccato il direttore di Repubblica, Molinari, e quindi questa è una cosa gravissima. E la seconda, dopo il muro alzato su David Parenzo all'Università Sapienza 2 settimane fa, andiamo a radere. Bene, mentre vi lascio ad ascoltare gli interventi in corso, vi dirò poi dove, perché non lo so dove si stia svolgendo il dibattito. Bene, vedete le striature, effetto rastrello. Alex Nurse, che saluto, mi ha già insegnato come fare, no, facendomi capire che basta darsi così, mettersi un po' di impegno nelle cose, no? Quindi scandali nell'Unione Europea nella parte agricola. Ma non è che non si sapesse, la protesta degli agricoltori è rientrata, ma gli interessi ai sussidi sono giganteschi. Vigilate su questa unione, nata principalmente per promulgare, per dettare linee guida sull'agricoltura. Si è perse mille cose, ma continua ad essere il grande business, il grisbee, il denaro che viene iniettato ad ogni livello, anche con pochissima etica. Lo dimostra questa inchiesta, che è un vero scandalo. Se volete tornare su, Obituary, chi è morto? L'inventore del karaoke, a 100 anni è morto. CJ Kinegishi, è una cosa che magari vi commuove. Potete leggere la sua storia, fu un'invenzione incredibile. Ricordate, attorno alla metà degli anni 90, locali pieni di gente ubriaca che cantava le canzoni di Lucio Battisti e cercava di intonare il mio canto libero, oppure canzoni della Bertè stonatissime, con donne con tutto il trucco sfatto che urlavano in piedi sui tavoli al suono del karaoke. Quindi è una cosa che forse non muove a commozione, ma è sempre comunque una scomparsa di un inventore chiaramente giapponese che ha inventato qualcosa. Qua sta rivendicando con grande forza qualcosa, come spesso accade in questi consessi. Il primo passaggio fatto, andiamo a fare il secondo, andiamo avanti ragionevolmente sciolti. Bagnare. Ieri c'è stata la commemorazione, il ricordo del 16 marzo del 78. 27 anni, scusate, 47 anni dal sequestro di Aldo Moro, avvenuto in via Mario Fani alla mattina alle 9:05. Si sono lette cose come su tutti gli anniversari delle fesserie allucinanti sulle prigioni, no? Allora si è parlato della famosa prigione di via Montalcini al Portuense, dove pare che Aldo Moro sia stato detenuto per tutti i 55 giorni. Non è vero niente, le prigioni sono state 5, ma in via Montalcini non c'è mai stato. Queste sono tutte fregnacce che ci hanno detto Morucci, La Faranda, tutti i vari pentiti. Ve lo faccio breve, ma già ve l'ho detto. Aldo Moro è stato prelevato in via Mario Fani, portato a 1,9 km da lì, in un palazzo di via Massimi 91, dove abitavano alti prelati, funzionari del Vaticano. Abitava Paul Marcinkus, presidente dello IOR, nel numero civico accanto Flaminio Piccoli, allora presidente DC. Poi è stato portato a Palo Laziale, sul litorale nord, in una villa che si chiama la Posta Vecchia, un hotel di lusso, che era la villa all'epoca nel 78 di Paul Getty, il magnate americano che aveva imprestato i sotterranei della villa per tenere Moro sequestrato. Poi è stato portato anche in via Gradoli 96, in un covo davanti, in una prigione davanti al covo, dove viveva Mario Moretti come capo della colonna romana. Poi è stato portato a Vescovio, in provincia di Rieti, in un immobile per pochissimo tempo, poi tornato nel litorale nord a Fregene, allo stabilimento Il Gabbiano, niente proprio di meno che in uso alla Guardia di Finanza. Quindi andiamo a leggere la storia per quello che è. Tutte queste cose sono uscite dalla commissione Moro 2 e quindi non andiamo a diffondere fake news, perché il mondo ne è già pieno. Io nello specchietto retrovisore, quando ho disteso la mia crema e sono pronto a fare il secondo passaggio, cerco di leggere, e quindi abbiamo Meloni che telefona a Trump ed è uscita in prima spalla sinistra del Foglio. Io vi faccio un piccolo annuncio, ma non ve la leggerò chiaramente, ed è questo il Foglio di Claudio Cerasa: telefonate segrete Meloni-Trump, se voi volete dare un'occhiata. Meloni-Salvini, dunque, mentre Salvini ostenta vicinanza al tycoon, sapete, no? Che andava a vedere tutti i caucus, tutte
le sfide nei vari stati per la nomination al candidato presidente dei repubblicani, la Premier coltiva nel silenzio il suo rapporto con l'ex presidente americano. Dopo essersi fatta baciare la testa da Biden, avete visto, no? Quindi, che non so se l'ha scambiato per Draghi e gli fa: ma come sei cambiato, Mari? In realtà era la Meloni, perché batte un po' i coperchi Biden. L'ultimo contatto sul caso Chico Forti, il velista omicida che verrà estradato a breve in Italia, e si parla di equilibrismo a Palazzo Chigi, perché queste conversazioni non devono passare. Nessuno deve sapere che Giorgia Meloni, che in questo momento è anche vicina a Trump, la quale tiene i piedi in due scarpe, così se la prende nella giacca una, sempre una via d'uscita. Molto italiano l'atteggiamento, il contropelo col nostro Fatip Gentile, Armato Fatip, anzi scusate, Armato non si deve dire, ormai Marco Traverso mi ha messo questa fisima che ogni volta che parlo di armatura di ragione mi viene in mente che non si deve dire. Saluto Marco Traverso che non vedo da un pezzo, saluto la nuova copertina degli amici della Pagonotomia su Facebook, bella. Bene. Saluto l'amico Fulvio, sempre in ascolto. Il contropelo mi inzacchera un po' l'apertura delle lame, perché una sovradosaggio della crema non va troppo bene. Meglio un velo da sposa che una, non dico una crema a succo che non scivola, ma anche troppa. Molto scivolosa la Tops, il che è un bene. Non sai mai se questa scivolosità fa un velo tra la lama e il pelo e non ti permette di aggredire, ma io credo di no. Credo che gli inglesi abbiano costruito queste creme con grande perizia, con grande senso della pratica, rimanendo fortemente attaccato allo stile inglese come loro solito. Secondo passaggio, mentre prima di fare il terzo andiamo rapidamente. Swisscom si compra Vodafone, questo è vero, e vorrebbe poi portarla in Fastweb per diventare dopo TIM il secondo gruppo concentrato di operatori della telefonia mobile, mentre Fastweb ha con TIM studiato un accordo per tirare ancora un po', non si sa per quanto, la fibra Fiber to the Home, la FTTH, contro la Fiber to the Cabinet, che fa imbestialire anche l'amico Stefano di Unimog Italy, che saluto, che praticamente a Torino ha una connessione che quasi, dico, peggio della mia in provincia di Livorno, il che è tutto detto, quindi abbonamenti alti per connessioni pietose. Benissimo, parlando di altro, solo bello in televisione, il Fazzo, detto il Fazzolari, uomo di Giorgia Meloni, fondatore del gruppo dei Gabbiani, che dall'Esculino hanno fondato Fratelli d'Italia, quindi sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Come va? Bah, veda lei, non vuole andare male, ha detto basta in televisione, panze grasse, occhiaie, denti gialli, solo belle donne, nessun politico sciatto con la forfora sulla giacca. Dobbiamo fare come Berlusconi, che faceva i casting anche per i candidati sindaci. No? Una volta si pare che da Berlusconi andò un candidato e capì dallo sguardo di Berlusconi che gli si era puntato sul neo, che doveva farsi affettare questo neo, se no non gli avrebbe dato il sottosegretariato. Questa è la politica dell'estetica, pezzo magistrale su Repubblica di ieri di Filippo Ceccarelli, quindi attenzione, rinfrescati se volete fare carriera politica. E poi ci sono i 40 anni di festeggiamenti per il quarantennio della Lega Nord, fondata a Gemonio da Umberto Bossi, che oggi insieme a Grimoldi, che detesta Salvini, sta esprimendo tutto il suo disappunto, perché sono passati dal federalismo al fascismo, no? Quindi Salvini non interpreta più la base, vuole candidare Zaia in Europa o ottenere questo terzo mandato per evitare che gli facciano le scarpe. Insomma, Salvini è fortemente a rischio nella base leghista. Molto divertente parlando di fascismo, l'aneddoto di nonna Celesta, che era la nonna di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, che venne beccata a casa da un informatore che abitava nel palazzo, che aveva una foto di Giacomo Matteotti, l'antifascista, quello ucciso a Roma, di cui vi parlerò magari un pochino dopo, e fu punita e messa su una cyclette e fatta pedalare finché non le hanno spaccato le rotule. Questi erano i fascisti. Questa è una situazione che, al di là degli schieramenti, è follia. Quindi un po' di risate, un po' di Lega, un po' di Pratone, un po' di misti, e ci buttiamo, se volete, prima di parlare di questa parte, sulla Cerenza. La Cerenza, un ottico, non l'hanno visto arrivare, tant'è che come è arrivato, io ieri avevo scritto, è malvisto l'ottico, in realtà stamattina ho dovuto cambiare perché Stravagna l'ho scritto ieri sera, ho scritto lascia, perché ha detto ma avete rotto le palle. Renzi va a sostenere addirittura Bardi,
governatore uscente di destra, quindi immaginiamo, Azione aveva messo un veto dicendo che Lotti con la Cerenza non era un politico, infatti non è un politico, che per me potrebbe anche essere un bene, ma non necessariamente in effetti, la classe dirigente andrebbe selezionata, e questo è molto importante, tuttavia ha mollato, quindi tornerà questo Chiorizzo, come si chiama, non me lo ricordo più, perché la base locale in Basilicata ha contestato questo Ottico, insomma non l'ha voluto perché come sempre i paracadutati dal Nazareno, che è la base operativa del Partito Democratico nella capitale, non piacciono mai. Mentre in Francia è interessante una legge contro il fast fashion. Cos'è il fast fashion? Sono gli abiti che arrivano per un pronto uso dopo un'ora li butti via, tutta roba cinese che ha invaso il mercato francese, e hanno detto basta, voi con questi abiti che puzzano di petrolio qua non ci verrete più, e la Francia ha legiferato difendendo i propri mercati. Molto bene questo sovranismo economico di Macron, che sta facendo però un po' il pazzo nei confronti dell'Ucraina. Avete sentito, io mi sono dimenticato, no, ma ve lo leggerò dopo, il pezzo che ha scritto Dago, se volete ci arrivo, visto che sta parlando di Macron, di confini e di scelte di finanziare l'Ucraina. C'è stato un vertice ieri, molto importante a Berlino, alla presenza per l'appunto di Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Scholz e del premier Tusk, che nonostante il PiS, partito di destra, avesse vinto le elezioni, è tornato a fare il premier in Polonia. E un uomo molto franco, no? Chiaramente, che vuole in qualche maniera sostenere la democrazia antisovranista. In questo vertice franco-tedesco, per confermare il sostegno all'Ucraina, non c'era Giorgia Meloni, no? Si è incazzato oltretutto perché oltretutto lei non aveva partecipato a un suo invito, quindi ci sono un po' di nuovo di frizioni, non si amano, Giorgia e Emanuele non si vogliono bene, c'è qualcosa che non va tra di loro. E comunque i tre leader si sono trovati, e Dago Spia scrive ieri alle 20:50, quindi 2 giorni fa ormai, l'ennesimo bluff, ci scrive Roberto D'Agostino, della Melona, e si chiama Ucraina. Il suo sostegno è solo un ridanciano conforto vocale, col solito contorno di smorfi e occhioni sbattuti a quell'anima in pena di Zelensky. La prova? A Berlino oggi, l'altro ieri, si sono riuniti i leader che decidono davvero la strategia europea per sostenere con armi e mezzi l'Ucraina. Il francese Macron, il tedesco Scholz e il polacco Tusk. E l'Italia? Si domanda, non riuscendo a trasformare il bla 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 della Melona né in soldi né in armi, non conta un cazzo, e allora sta a casa. Così, mentre oggi si riunivano il cosiddetto triangolo di Weimar, così si chiama. Sapete dove era l'underdog dei Noantri? A cianciare, questa è la Meloni chiaramente, su un altro suo polverone, quel fantomatico piano Mattei, che finirà con l'inaugurazione di una bella pompa di benzina a Tunisi, il che è vero, quindi propaganda e nulla facenza da parte del governo. Se volete mi bagno per il terzo passaggio, ma ormai sono partito, quindi vado avanti, torno indietro perché Umberto Tozzi lascia, sta finendo la sua tournée, 50 anni di concerti, 80 milioni di dischi venduti e 2000 concerti, quindi immaginate, insomma, al di là di quello che le soddisfazioni che ha avuto, professionali non solo, è un peccato, tu mi manchi, mi vengono in mente delle canzoni, ti amo, sono bellissime, 1980, 78, queste canzoni meravigliose, quindi non solo queste. Tozzi, un grande della musica, che continuerà, spero, a creare qualcosa anche senza l'impegno di essere in prima linea. Mentre crollando siamo finiti al fondo, abbiamo già detto tutto, abbiamo parlato anche di Putin e riapriamo le edicole, l'abbiamo già detto, terzo passaggio, ecco, molto bene, al punto che io sento, mentre l'aria del cortile mi ha lievemente asciugato il viso, o ancora una cospicua quantità cabello di sposa che scivola come una saponetta su un vetro, ormai su un viso rasato, quindi senza increspature, senza barbe che escono dal sottile strato di schiuma, andiamo a prepararci al terzo passaggio, quello che è, come ho detto stamattina ad Alessio, che usa il tonic, dunque il dopo barba, l'emolliente, adesso non me lo ricordo più, ma insomma usi 2 prodotti meravigliosi prima del dopo barba tutti i giorni, con i pannicelli caldi, prestissimo, dai al tuo viso tutti i giorni come si può dire, l'imprimatur di oggetto a cui tieni di più. Io penso che tieni anche altre cose, ma evidentemente un trattamento
come quello con la crema idratante e questi balsami di Donato Ciniello, che sono protagonisti del Lettore Saturno. Donato, che saluto, è molto bello il suo burattino, molto carino, diventerà sicuramente un'icona, e chi lo comprerà lo troverà nei mercatini fra 50 anni pagando un sacco di soldi. Quindi investiamo nell'immagine, anche un po' come il loro Fazzolari sta imponendo agli uomini che vanno in televisione, come abbiamo detto, per fare una bella figura di persone curate, come devono essere in effetti gli uomini prima di affrontare anche solo un pranzo in famiglia. Non è che voi pure siete a tavola con i vostri figli e la vostra moglie dovete essere con ste facce perché in fondo sono a casa e posso svaccare. No, proprio a casa bisogna fare questo. Mentre Eli Schlein ci saluta dalla tazza del cesso, sta guardando come sempre i sondaggi, ha preso un'inchiappettata, non ne ho parlato, avete visto Marco Marsiglio rieletto con la manina, quella manina tricolore che sventolava in faccia l'inviato di propaganda mandato da Diego Bianchi, presente a Pescara alla chiusura della campagna elettorale in piena notte, che ha visto riconfermato il meloniano romano, che però dice di essere abruzzese, personaggio che non mi piace. L'ho visto in televisione, ecco, allora era un'ora tarda, erano le 2 di mattina, costa barba, che non era una barba coltivata per diventare una barba, ma era una barba schifosa, tenuta male, costa dolce vita grigia, stazzonata, un branco intorno, un presidente, c'è solo un presidente, c'è solo un presidente. Mi ricorda la curva nord della Lazio, oppure non so, quella sud della Roma, del comando ultra curva sud negli anni 80. Diamo un po' di decoro, non si può, questi staff che seguono i politici di oggi, soprattutto, lasciatemi dire, a destra, devo dirlo, io sono liberale, non confondiamo, io lo sottolineo, in queste le mie sono assolutamente rasature a politica partitica, se no poi i canali che mi ospitano e che ringrazio mi chiuderebbero subito le porte. Andiamo a fare il terzo passaggio, prima, mentre lascio, perché vi voglio far vedere 2 robine semplici, perché un po' che rotocalco, cui sono abbonato da anni, si propina. Questo è un De Luca con lo stetoscopio, disastro in Campania, la sanità una tragedia, e come anche pare in Abruzzo, perché pare che una delle peggiori collaboratrici di Marsiglio fosse proprio l'assessora alla sanità in Abruzzo, una sorta di personaggio molto dubbio. Quindi la sanità, che è sempre chiaramente il più grande bilancio che gestiscono le regioni, è sempre oggetto di opinioni molto discordanti. Ma non vi voglio parlare di De Luca, è molto intelligente, qua non si parla di politica, tant'è che non so se continuare a abbonarmi, perché tolto un articolo di Belpietro, che ve lo faccio vedere, che cerca di spiegare perché gli Stati Uniti vogliono ancora Trump, eccolo qua, no? Dove l'unica spiegazione che Maurizio Del Pietro, direttore del giornale, che è questo che vedete qua indicato, che scrive gli editoriali, è una spiegazione molto stupida, che dice semplicemente, dice agli italiani quello che vogliono sentirsi dire, con il suo slogan MAGA, che vuol dire Make America Great Again. Ma non è una spiegazione profonda, quindi un giornale che sta un po' perdendo colpi, a parte le belle pubblicità delle cravatte ulturale di Napoli. Qua, se il nostro amico della Magna Grecia, Carlo Peluso, dovesse vedere questa puntata, lo saluto perché è uno stile tutto suo, perché è campano, i robot parcheggiano meglio di noi. Vedete, se voi arrivate all'aeroporto Forlanini, cioè Milano Linate, vi prende questo strano scatolone, questo qua, la macchina, vedete, ve la metto qua, vi mette 2 forche e vi spacca sicuramente tutto sotto, vi romperà il tubo del radiatore, sono chiaramente uno scherzo, e vi parcheggerà in posti piccolissimi dove voi impazzireste con 28 manovre. Lo fa forse in 52, ma becca tutti gli spazi evitando di sprecare spazi. Avete visto mai quelle strade dove arrivate su un posto e dice, lo metto bello largo così nessuno si mette davanti o di dietro, non mi rovina il paraurti, io posso uscire bene, e porta via su una via posta 7 macchine su un isolato. Questo non va bene. Questo invece razionalizza lo spazio, quindi andremo anche a dover contare i metri quadri di spazio pubblico per parcheggiare bene le nostre auto. Questo è un articolo di Marco Morello, sempre specializzato nel campo. Questo chiaramente era per farvi così, darvi un'idea. Mentre io, che sono terrorizzato dai serpenti, no? Vedo questa testa di serpente africano, questa è una vipera asiatica con la testa verde, questa si trova soprattutto in Asia sud-orientale, no? Poi abbiamo il famoso serpente corallo del Nord America, che non è la trasmissione, la rubrica di Radio 24, è serpente corallo, quello dipinto di rosso e di giallo. Ce n'è anche uno finto nella realtà, che non è velenoso come questo, che ti uccide nel giro di 3 secondi. Qua si parla che hanno parametrato sul mamba nero, che è il serpente più velenoso che uccide un topo in 20 secondi, un antidoto universale. Questa è la nostra vipera, quella che potete trovare se andate a Bussoleno o nelle pietraie del Rocciamelone, in qualunque zona rocciosa, anche dall'altopiano di Asiago, vi può mozzicare. In realtà è interessante perché
questo dovrebbe risolvere. Ci sono un sacco di dati di morti, dagli 1,8-2,7 milioni di morsi di serpenti ogni anno in tutto il mondo. Qui ve mozzicano questi cose, fate attenzione, non mi voglio dilungare, anzi adesso scusate ma ho aspettato anche troppo, mi tocca ulteriormente dare una sciacquatina, anzi un'imbevutina al pennello, perché vedete come si era già asciugato? E questo non va bene, quindi l'ultimo passaggio, andiamo a allestire e poi mi faccio la barba, prometto a chi mi ascolta principalmente per questa onorevole ragione, sempre con voi. Questo è stato un intermezzo tecnico, io questo non ve l'ho detto, ma la mia Lumix spezza i video a un certo punto con una certa lunghezza, dopo questa risoluzione 1080 a 30 fps, non 25 Stefano, perché non so perché me la fa 30, non capisco perché, comunque vanno poi chiaramente montati in maniera molto semplice, un lavoro che va fatto, è quello che farò dopo, prima di pubblicarlo e renderlo disponibile sui server, nelle server farm di YouTube, e vado a fare l'obliquo. L'obliquo, come le posizioni di molte persone, tu sei obliquo, sei ubiquo, sei dappertutto, sei un po' dubbio. I trattamenti ubiqui, gli sguardi in tralice, mi ha guardato in tralice, andiamo a scoprire cosa vuol dire, bellissime rappresentazioni che la lingua italiana ci regala, che sono un po' desuete, in realtà molto bene l'obliquo. Io oltretutto qua sotto non ho un obliquo normale, ho degli obliqui che seguono le mie rose, perché sotto la gola, come sapete, io, ognuno ha le sue, e forse anche qui, in zona baffi, ho delle zone un po' critiche, quindi è anche bello andare a cercarle, conoscerle. Sono quelle che non mi permettono di osare con mano libera, affrontando proprio le zone del mento. Qua, in questa curva, normalmente la pelle si irrita perché, insisto. Bene. Io ho terminato la rasatura obliqua e vado a sciacquare con acqua abbondantemente fresca, anzi fresca ed abbondante. Ed ecco l'asciugamano che va a tamponare un risciacquo prolungato per, dobbiamo chiaramente eliminare tutte quello che resta della nostra rasatura, del viso, senza asciugarlo troppo, anche perché ne approfittiamo, perché associamo, come sempre facciamo, una breve lettura del foglio quotidiano, che dopo avervi fatto vedere la copertina non vi dico a cosa dedica, le sue notizie principali sono comunque molto interessanti. Non vi leggo il pezzo di Claudio Cerasa, ma vado subito a vedere cosa ho isolato per voi, ed è questo l'articolo che ci parla di Nerissimo Cav. Eccolo qua. Questo è un pezzo che ho pensato di narrarvi, scritto da Andrea Minuz, e si parla di come ha fatto a vincere Berlusconi tutti gli anni in cui ha governato. Sono passati oltre 30 anni, ha governato credo 5 volte, forse 6. E si diceva sempre, ma come fa a vincere? Dicevano le persone, io non conosco nessuno che l'ha votato, in realtà tutti lo votavano, nessuno lo ammetteva. E ci fa vedere questa scena recente al Teatro Manzoni a Milano. Berlusconi canta a squarciagola l'inno di Forza Italia, quello del 94, senza dubbio il primo e oggettivamente il più bello. Questo video è del 23 settembre del 2022, quindi molto recente, giorno di chiusura della campagna elettorale. Berlusconi ha quell'aria incredula di chi sopravvive alla propria leggenda. Si dice che la mattina del 12 giugno 2023, quando poi si è saputo della morte, Andrea Minuz si trovava, il giornalista del Foglio che ha scritto questo pezzo, all'università. Con gli studenti parlammo un po' della scomparsa di Berlusconi, la notizia circolava da poco. Ecco, ora partiranno gli strali, l'indignazione per quel che ha fatto all'Italia, la vergogna, la rovina del paese, tutte quelle cose lì, pensavo, e invece no. Erano proprio pacificati, parlavano con serenità. Quindi questo non è stato, abbasso solo un po' Radio GR Parlamento, dove il convegno continuo magari però va un po' sopra alla lettura che sto cercando di proporvi, mentre più avanti si dice travolto da uno
studio compulsivo, spinto all'accumulo nevrotico inesauribile di feticci dell'anti-berlusconismo, dice sempre Andrea Minuz, ho recuperato Bunga Bunga 3D, il film sulla vita da escort di Nadia Macri. E Bunga Bunga 3D fu oltretutto la principale attrazione dell'Expo Erotic, con la K, 2011, girando poi per festival e fiere del settore. Andando avanti, si dice che appassionava di più la catastrofe estetica del berlusconismo, come diceva Massimo Cacciari, ma come la argina una catastrofe estetica? E soprattutto c'era qualcosa che non andava in tutto quel fascismo, regime, emergenza democratica? E poi si dice, fu così che una generazione cresciuta davanti ai puffi, Lady Oscar, ok, il prezzo è giusto, ai bellissimi di Rete 4, si rovesciò nelle piazze, nelle manifestazioni, nelle giornate anti-B, perché poi il popolo televisivo si è rivoltato a queste proposte che la gente tanto amava quando era a casa, protetta dallo schermo del tubo catodico. La mattina della manifestazione contro la mattina della manifestazione contro la Moratti o la Gelmini, e la sera a vedere Dawson Creek su Italia 1. L'antiberlusconismo sfasciava le famiglie e i guzzanti, per esempio, tipo Paolo in Forza Italia e Sabrina la barricadera. Interessante questo articoletto un po' tardivo, ma insomma anche qui un pezzo che oggi Michele Masneri ci regala. Qua vedete Meta, vedete i 20 anni della nascita di Facebook e vedete Mark Zuckerberg. E quello che mi interessa in questo punto, Zuckerberg non dimostra segni di crisi di mezza età, compirà 40 anni a maggio prossimo. Facebook invece sembra invecchiata al posto suo, perché qua si dice che si è trasformato in un paradiso per vecchi. Io lo frequento, come sapete, e sono un vecchio effettivamente, perché l'unica lavagnetta su cui riesco, su questa in cui usi i pennarelli, a parlare, a discutere, un po' provocare, sentire cosa ne pensano le persone del mio pensiero. Mi piace un po' questo confrontarlo, e in questa dolce discesa, ci dice Masneri, del social blu verso gli anni azzurri, Facebook sembra avere almeno l'età del suo fondatore, 40 anni più che i 20 della sua anagrafe, è appesantita, un po' fuori forma, non funziona molto bene, si impalla, insomma è invecchiata al posto suo. Poi ci sono le varie categorie di buongiornissimo caffè o buongiorno bellissima, e poi gli auguri dei compleanni, che non sono semplici auguri ma gif spaventose con disegni orripilanti da ristorante cinese, coniglietti, gattini, unicorni. E riprende dal pezzo: siete troppi, non posso ringraziarvi uno per uno. Guarda che non c'è proprio bisogno, grazie. Come scrivono quelli che non hanno voglia di onorare un augurio personale, fanno un bel post come dire vabbè grazie, ma non era, me fregava niente. Insomma, questo è quanto. I segni che più hanno subito una mutazione sono gli apostrofi, po, che è ormai cambiate definitivamente in po' con l'accento acuto, ma soprattutto i 3 punti di sospensione che hanno spezzato le catene, sono esplosi. Il boomer di Facebook di puntini ne mette 2, 4, 6, ma mai in nessun caso 3, come dovrebbe essere, come in una forma di ribellione alla grammatica e quindi al pensiero unico della grammatica, direbbero i complottisti, perché qui si sente finalmente libera. E quindi è il regno degli anziani grafomani, come Silvio Orlando, che nel film Un altro Ferragosto, dove quel beota di Paolo Verzì, aggiungo, ha fatto quella parte al direttore del cinema Ambrosio, onore e rispetto perché dirige il cinema, e soprattutto anche al nostro amico Stefano, che dirige un cinema importante a nord di Torino, che è andato all'inaugurazione, alla proiezione del suo film a Torino alle 20:30, poi a un certo punto è andato a mangiare in un ristorante che il giornale riporta, tornato, secondo me pieno come un uovo, ha perso la brocca, si è incazzato perché ha detto che si vedeva male sullo schermo perché era sporco l'occhio del proiettore e si sentiva anche male l'audio. È uscito con un pennarello, ha messo una croce dicendo non venite a vedere mai questo film in questo cinema orrendo e trascurato, andate piuttosto al cinema Massimo, che è dietro la Rai in Via Verdi, dove peraltro non era neanche in programmazione. Quindi fuori, hai preso un cartellino giallo Paolo Virzì, un bravo artista ma una figura veramente da cialtrone. E Silvio Orlando in questo film dice un tempo si scriveva sull'Unità, oggi si scrive su Facebook. Vabbè, una parte questa è una piccola excursus interessante, mentre il pezzettino giallo che vi ho tenuto, il mio post-it, riguarda di Stefano Cingolani, grande sempre e attento
osservatore dell'economia, ci parla della Cassa Armonica, no? Eccolo qua, questo è il palazzo della sede centrale della Cassa Depositi e Prestiti in via Goito a Roma. Quindi la CDP di qua, CDP di là, tutti la vogliono, molti la chiedono, sindacati, politici e manager. Intanto la partita su Team in bilico, qua Cingolani dice: vacilla Team in borsa, avete sentito la Lecca che ha preso 10 giorni fa meno 23%, sotto gli schiaffi degli speculatori? Allora che intervenga la Cassa Depositi e Prestiti, chiedono i sindacati. Con il suo pacchetto del 9,8% non è chiaro che cosa possa fare se non diventare lo strumento per rinazionalizzare Telecom Italia. E Francesco Milleri, amministratore delegato di Essilor Luxottica, niente meno che, voi sapete, un esterno della famiglia, un dipendente diventato super manager, non è uno della famiglia proprietaria del vecchio, l'uomo che gestisce l'eredità finanziaria industriale per l'appunto di Leonardo Del Vecchio. In un'intervista a Repubblica invita Cassa Depositi e Prestiti a entrare nel capitale del gruppo degli occhiali quotata alla borsa di Parigi, cioè ha chiesto allo Stato di entrare per dargli una mano, che già questa è una cosa, già sono delle regole, attenzione, che si possa fare. Il dilemma si trascina dall'inizio, fin da quando nel 1850, pensate un po', venne istituita come Cassa del Piemonte sul modello francese, poi riformata da Camillo Benso di Cavour e alimentata grazie a Quintino Sella con i libretti che raccoglievano il risparmio postale. Ed è stata leva finanziaria per opere pubbliche di interesse strategico, che parliamo infrastrutture, ponti, strade, ferrovie, opere, ospedali, tutto quello che serve alla società. La Cassa fa gola con il suo attivo di 469 miliardi di euro e un patrimonio di circa 40 miliardi e un utile di 1,8 miliardi. La holding tiene in cassaforte i pacchetti di 23 società, pensate un po', Fincantieri, Autostrade, Ansaldo Energia, WeBuild, che sarebbe l'ex Impregilo, scusate, gruppo Fiat, Open Fiber, Trevi, Hotel Tourist, il polo strategico nazionale, solo per citarne i principali. E visto così sembra davvero una nuova IRI, con un'estensione ampia, persino eccessiva. E Scannapieco, che era il suo direttore arrivato nel 2021 dalla Banca Europea per gli Investimenti, la BEI, ha cercato di mettere ordine e di fare pulizia. E andando avanti si dice che la Cassa viene sollecitata dalla politica nell'occuparsi dell'Ilva, nelle guai, nelle pesti fino al corpo, gli occhi, avete visto? La Di Morselli che deve anche lei partecipare a pagare una quantità di denaro per una multa, per la bancarotta, per un sacco di cose che non vanno. Per ora non è cosa, quindi non può farlo questo la CDP. E se davvero ci fosse una cordata italiana con Arvedi e Duferco, magari con l'ucraino Metinvest che sbarca anche a Piombino, si chiede Cingolani, l'acciaieria a caldo di Taranto non rientra nelle strategie di via Goito. Punto. Questo è stato detto, sarebbe una forzatura. Intanto è caduta anche la Valanga Team, che aggiunge un nuovo coup de théâtre allo psicodramma telefonico. La Cassa, secondo azionista, come abbiamo detto, con il 9,8%, osserva con preoccupazione quel che sta accadendo. Dopo il crollo in borsa di Telecom Italia vale il 25% in meno e questa getta un'ombra sullo scorporo della rete, progetto che per CDP resta valido perché giudicato nell'interesse del Paese. Però lo statuto parla chiaro. In conclusione, Cassa Depositi e Prestiti deve impiegare le sue risorse in imprese sostenibili con chiare prospettive di generare utili. Può intervenire in aziende solo se sono in difficoltà temporanee e non per creare zombie. Che questo sia chiaro. Passando da via Goito, dai paesi, dai palazzi del potere economico finanziario, dal deep state, vediamo Giacomo Matteotti. Io non avevo mai visto questo sguardo, voi ve lo ricordate con questi denti, questo sguardo che sembra che quasi lo tengano i suoi amici. Guardate, c'è anche questo piccolino col cappello, una foto molto bella. Il sistema cerca di riprendere i volti, la mia telecamera, perché si concentra su quello che avrebbe dovuto creare il campo largo al tempo del fascismo, ucciso nel 10 giugno del 1924 in Lungotevere Arnaldo da Brescia, bastonato dalle squadracce. Questo pezzo per il Foglio di Sigmund Ginsberg, e pare che un affare petrolifero e le carte che provavano la corruzione dei gerarchi. Cosa c'è dietro il delitto fascista? L'assassino era un assiduo frequentatore dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio. L'assassino
Negò però sempre che nella borsa ci fosse anche del materiale sull'affaire Sinclair Oil, compagnia petrolifera americana. L'assassinio è quello di Giacomo Matteotti, rapito alle 16:30 del 10 giugno del 1924, mentre uscito di casa si stava recando alla biblioteca della Camera per continuare a lavorare al discorso che avrebbe dovuto pronunciare qualche giorno dopo alla prima seduta della nuova Camera. Infatti Mussolini, forte di una maggioranza bulgara, grazie anche alla nuova, all'epoca, legge elettorale chiamata legge Acerbo, che prevedeva 2/3 dei seggi a chi avesse ottenuto almeno il 25% dei voti, ma Mussolini non ne aveva nemmeno avuto bisogno. Il suo listone nazionale di centrodestra aveva ottenuto quasi il 65%, quindi una legge come la nostra, premio di maggioranza come il Porcellum, la legge attualmente in vigore per il sistema elettorale proporzionale delle elezioni dei rami del Parlamento. Il capo del suo ufficio stampa si chiamava Cesare Rossi, ex ardito squadrista milanese della prima ora, l'esecutore materiale, il capo della banda che rapì Matteotti e lo uccise poco dopo sulla stessa lancia nera su cui lo avevano fatto salire a forza, si chiamava Amerigo Dumini. E questo Dumini, che va indagato nella parte storica, questo articolo di Ginsberg, scusate, lo riprende, nel documento talvolta citato come il testamento di Dumini, scusate mi metto qua che ci vedo un po' meglio, non c'era più solo la confessione sui mandanti del delitto Matteotti, ma anche una rivelazione sul movente che sino a quel momento veniva indicato come punizione dell'avversario politico, come tante altre che l'avevano preceduta. In questo caso, sfuggita di mano agli esecutori, viene fuori ben altro. Ascoltate bene, la minacciosa presenza di un dossier sul petrolio di cui si temeva la presentazione in Parlamento. La necessità di sopprimere Matteotti sarebbe nata dalla convinzione che il deputato socialista fosse venuto in possesso di prove di certi imbrogli in cui si mescolavano in una promiscuità maleodorante abbastanza lacrimevole un certo affare di petrolio, di borsa e di cambi. L'analisi più dettagliata delle tangenti che sarebbero state passate dalla Sinclair Oil americana al fratello di Mussolini, Arnaldo, e alle casse del Partito Nazionale Fascista e di altri gerarchi, come ringraziamento per la concessione di diritti di esplorazione in Italia e nelle colonie italiane. Questo è il quadro che ci dà lo storico Mauro Canari. La Sinclair Oil agiva pertanto da paravento per il colosso Standard Oil, altro pezzo fortissimo, britannica, ed era allarmata dalla concorrenza americana. Gli inglesi avevano paura degli americani in questo caso, per questo motivo avrebbe fatto passare i documenti all'esponente socialista italiano, uno che di conti se ne intendeva e lì faceva un grande scrupolo per fare fallire l'operazione, e su questo ha perso la vita. E andiamo sul finire. Io oggi credo che dopo questo scenario sempre ricco di vari esagoni, come un caleidoscopio di notizie, di ambienti, di emozioni, di sensazioni, anche con qualcosa che ci proviene dalla radio di Stato, Domenica che Barba News si aspergerà con un Floyd, ecco il mentolato vigoroso, e qua non riesco a non ringraziare per avermelo tenuto da parte l'amico Tiziano Goller dal Trentino Alto Adige. Questa è la versione spagnola vera, vigorosa, non quelle robine che trovate in qualche acqua e sapone ma che non sanno di niente come uscite dal bagno, nessuno si accorge che vi siete fatti la barba, quindi abusatene, stragodetevela come la grappa all'uno di Marzadro e approfittate di questa giornata per leggere qualcosa. Non dimenticate che la carta stampata è tutto ciò che deve un essere umano godere, perché gli è concessa fino a che esisterà. E con questo vi auguro una buona domenica da Andrea e da Domenica che Barba. Ciao!